Ci sono delle relazioni, questa della dottoressa Emilita Sansoni l'abbiamo messa quasi centrale, perché? Perché è una materia che noi non abbiamo ancora verificato, cioè quando io parlo con i vari responsabili delle pubbliche amministrazioni, per esempio, e chiedo se stanno facendo la verifica della qualità, cioè l'accreditamento, la certificazione, sembrano cose come dire, virtuali, sembrano cose lontane, un pur parler. Io ho chiesto alla Mitra Sansoni invece di entrare nel merito e di dimostrare che oggi in Europa queste cose sono così pratiche e come la qualità, ci dice sempre il professor Bottazzi, è materiale, materialità, è prodotto. Abitiamoci a questa cosa, no? Il formaggio è di qualità, è un prodotto. Quindi la qualità anche nel servizio è un prodotto, non è più una cosa così virtuale. E quindi io sarei per dare la parola alla professoressa Sansoni, che si sta accomodando adesso perché ci farà vedere degli slide, e poi andando, perché dobbiamo arrivare poi alla formazione, perché è molto importante, quindi il dottor Franco Meloni, e lì incastoniamo, perché mi è gradita la presenza del relatore, ma non è solo il relatore, ma dell'onorevole Mario Melisi, che è un pezzo della nostra storia, perché da Presidente della Regione Sarda ci deve dire dall'interno anche il suo punto di vista, che ci deve aiutare anche come si può raggiungere la qualità, se si è fatta qualità nel periodo in cui lui ha governato, e quindi non è non solo una cosa teorica, è un pezzo di vita che ci interessa da vicino. Per poi andare a delle presenze che saluto, ci sono tutti i relatori, c'è il dottor Francesco Licheri, presidente della provincia di Nuoro, il dottor Barchisio Porru, che è fondamentale nel senso che il presidente della consulta delle regioni regionali dei piccoli comuni, e il dottor Mulas, che oltre ad essere stato assessore del personale nella regione autonoma della Sardegna, adesso gestisce un pezzo molto importante che è la sanità, che è, come dire, l'azienda che in modo particolare noi tutti, di cui noi tutti abbiamo bisogno, e che misura immediatamente la qualità del servizio. Nel salutare infine, prima di dare la parola, un secondo solo ti rubo, mi è gradito salutare l'avvocato Lorenzo Palermo, presidente nazionale del SIDA, e il presidente dell'Istituto Etnografico che ci ospita, a cui siamo sempre molto grati, il sindaco di Orgoso e di Oliena. Grazie molte e grazie per avermi invitata, sono veramente molto onorata, grazie a Giacomo, dottor Meloni e a Angelo Pires, e grazie anche alla città di Nuoro, perché non è la prima volta che vengo in questa città e sono già stata a tenere un corso proprio sulla valutazione della qualità per gli infermieri e gli educatori, essendo il mio background infermieristico. E anche se sono sempre infermiera e ora lavoro alla scuola per dirigenti dell'assistenza infermieristica dell'Università di Roma, La Sapienza. E mi sono sentita un po' in difficoltà quando ho avuto un titolo così ampio, perché parlare di qualità, di accreditamento, di certificazione tutto insieme diventa un po' difficile. E credo che, diciamo, la prima parte, soprattutto quella che riguarda un po' la metodologia, l'abbia abbastanza ben illustrata il professor Bottazzi, e mi pare importante comunque un concetto che mi sembrava importante è che la qualità è un'ideologia, cioè dobbiamo abituarci a lavorare attraverso la qualità. La qualità non si impara, la qualità è un modo di essere, e questo è fondamentale. Cioè, ora
dobbiamo imparare quelle che sono le metodologie, ma deve entrare nel nostro, deve essere insito in noi stessi, fare qualità, perché è un modo di essere proprio lavorare con la qualità. E allora una cosa che diventa importante è operare attraverso delle regole che siano condivise e che siano regole di buona pratica. Un altro concetto fondamentale, e uso per questo una definizione, è che la qualità è un livello. Può essere buona qualità quella che per una istituzione è cattiva qualità, per un'altra può essere buona. E questo è un concetto molto importante, perché non è possibile pensare che tutto il paese abbia la stessa qualità. Infatti nella definizione si dice appunto che la qualità è la misura, il che significa che esistono dei metodi e dei modi per misurare la qualità, delle prestazioni, qui c'è scritto sanitarie perché io mi occupo di sanità, ma delle prestazioni di quello che facciamo, più gli sforzi che vengono messi in atto per dare un buon servizio, per dare una buona qualità. Oggi è molto di moda parlare dell'evidence based, cioè della qualità basata sull'evidenza scientifica di quello che viene fatto. E dobbiamo anche metterci d'accordo sui termini, perché questa è un'altra cosa importante nella quale c'è confusione. Si sente parlare di quality assurance, si sente parlare di sistemi di qualità, si sente parlare di certificazione. Se parlo di assicurare la qualità, di valutazione della qualità, è un sistema manageriale che mi deve dare la possibilità attraverso il quale arrivo a dare un livello accettabile di qualità che definisco, che l'istituzione, che io professionista definisco. Se entro in un sistema, entro in quello che è la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, le risorse per realizzare questa gestione della qualità. Oppure può essere la certificazione, dove si valuta la qualità di un servizio definendo un sistema di qualità e verificando se tale servizio risponde in questo sistema. Per cui ci sono vari contesti, varie variabili, scusatemi il gioco di parole, che entrano nella definizione della qualità. Il professor Bottazzi parlava di quella tecnica, di quella economica, di quella ambientale, ma una cosa che mi sembra importante sottolineare è che in tutto il discorso della qualità, sia per l'accreditamento, sia per la certificazione che poi vedremo, c'è la necessità di considerare l'uomo e di considerare la persona, di considerare quella che è la cultura nella quale in un contesto si inserisce tutto il processo della qualità. Quelle che sono state le esperienze precedenti, quali sono i fattori che sono favorevoli e ostacolanti all'interno di un certo percorso, perché questi sono poi gli ostacoli che noi troviamo e che dobbiamo cercare di dipanare per mettere in atto sistemi di valutazione di qualità. La comunità europea ha recepito una serie di normative internazionali delle quali avrete senz'altro sentito parlare, le UNI-ISO, e ci sono state diverse modifiche, ci sono diversi settori di queste ISO 9000, 9004, 9002, ce ne sono un'infinità, e con questo sistema si è introdotto l'accreditamento
nel nostro paese. L'accreditamento che in un primo momento è venuto dall'industria, però c'è una differenza tra quanto avviene nell'industria, dove c'è un prodotto che si può guardare, misurare, toccare, per esempio quello che è nell'insegnamento, quello che è nella formazione, quello che è nella sanità. Cioè ci sono diversi momenti e diversi aspetti che devono essere tenuti in considerazione. Una cosa è produrre un prodotto, una saponetta, un'altra cosa è dare un servizio. Che cos'è l'accreditamento? L'accreditamento è un processo con il quale un'agenzia o un'organizzazione valuta e riconosce un programma di studio o un'istituzione come rispondenti a determinati standard, il che vuol dire che ci sono degli standard, cioè intendo livelli che vengono definiti, e per fare questi ci sono delle persone che sono preparate per farlo, oppure ci sono degli standard internazionali che però prima di essere riportati e portati nelle nostre realtà hanno bisogno, come dicevo prima, proprio perché c'è questa parte di cultura da tenere presente. Uno dei pericoli che si corre è proprio quello di prendere tutto quanto viene costruito e fatto all'estero, tradotto in italiano e farlo diventare materiale di uso della nostra cultura. Per cui credo che una prima riflessione vada fatta anche su questo, su come sia necessario adattare tutto questo discorso della qualità intanto a livelli diversi e poi ad una diversa cultura. Gli approcci, dicevo, alla garanzia della qualità attraverso l'accreditamento, intanto possono essere attraverso gli enti di certificazione, può esserci un accreditamento istituzionale che è stato introdotto, tutti lo sapete, con la 502 in Italia, oppure può esserci un accreditamento d'eccellenza. È stato introdotto un accreditamento con la carta dei servizi. Che cos'è la certificazione? La certificazione è una procedura con cui una terza parte, qualcuno, un'istituzione, dà un'assicurazione scritta che un certo prodotto e un certo processo o un servizio è conforme a dei requisiti. Un rubinetto è fatto in un certo modo e ha una certificazione. Uno strumento chirurgico per essere utilizzato deve rispondere a certi requisiti. Oppure può essere del personale impiegato in particolari attività come valutatori dei sistemi di qualità. E in modo particolare nell'accreditamento istituzionale può esserci la concessione di un nulla osta, un'autorizzazione, l'accreditamento istituzionale vero e proprio che rende possibile alle strutture lavorare in un certo modo, che possono essere strutture sia private sia strutture del Servizio Sanitario Nazionale, oppure un accreditamento volontario. L'accreditamento volontario ho detto accreditamento professionale di eccellenza, è quell'accreditamento al quale si riferiva prima il professor Potazzi quando portava l'esempio del telefono, e sono proprio i professionisti che
decidono di comportarsi in un certo modo, e in questo molto incidono le società scientifiche, per esempio, le società che hanno la competenza per parlare di una certa valutazione della qualità. Ora, se andiamo a vedere i testi, i metodi sono molti e in particolare questi metodi, che spesso sono importati dagli Stati Uniti, dicono: in una istituzione, per fare un accreditamento, la prima cosa necessaria è che siano chiare quelle che sono le direttive dell'istituzione. Per cui io immagino di entrare in un comune, di avere nel comune tutto quanto scritto, quelle che sono le prestazioni, chiamiamole, che il comune può dare. Immagino di andare in un ospedale e di avere la definizione di quella che è la struttura dell'ospedale, quelle che sono le direttive. Si trovano le parole, la filosofia, i valori di una certa istituzione. Dopo questo primo gradino, il secondo gradino importante sono le responsabilità, cioè deve essere chiaro chi e che cosa fanno le persone. E questo, pensate anche alle nostre strutture, come spesso molti problemi derivano proprio dal fatto che non è mai stato scritto, o se è scritto in un modo così generale che non viene poi, che non è chiaro che cosa si deve fare, che cosa è, quali sono le competenze che deve fare l'usciere. Se sono scritte le competenze dell'usciere, mi attengo io usciere a quello che è scritto. Oppure pensate agli ospedali: se entro in un ospedale, che cos'è che deve fare l'infermiere, che cos'è che deve fare il medico? Molto spesso la confusione è proprio perché c'è mancanza di chiarezza in questo. Ma capite anche quanto è difficile, quanto sia lento questo procedimento di arrivare a mettere ordine, a organizzare. Non è certamente il fatto di dover fare la certificazione o l'accreditamento che renderlo obbligatorio. Questo può aiutare, ma se la qualità non diventa un qualche cosa che fa parte del nostro modo di essere, diventa molto difficile, perché nessuno può obbligare a fare qualità. E credo che il concetto fondamentale da capire sia proprio questo: noi dobbiamo imparare a lavorare bene, perché è un nostro dovere. Prima si portava l'esempio dell'università. Anch'io lavoro nell'università e vedo che nell'università, quando si parla degli studenti, dà quasi fastidio, perché c'è tutto un sistema che non è organizzato sullo studente. Insegno in una università americana dove ogni anno, anzi ogni semestre, si fa la valutazione del docente, e se lo studente si lamenta perché io non funziono, viene il preside e mi dice: guardi che lo studente le ha dato questa valutazione. Cioè, secondo me dobbiamo proprio rivoluzionare, non è più possibile andare avanti in questo modo, no? Per cui credo che ognuno di noi deve proprio fare un po' un esame di coscienza in un certo modo, perché personalmente definisco la qualità come etica e credo che, detto questo, bastano poche parole, perché noi non possiamo obbligare, possiamo fare le certificazioni, e allora ci sarà l'istituzione che viene, certifica e mi dice: questa struttura non può andare avanti perché non ha i requisiti sufficienti per andare avanti. Nella formazione, per esempio, in Inghilterra ci sono istituti per la certificazione, i quali danno il permesso di aprire o no una scuola, se ha i requisiti, oppure danno il permesso ad un certo programma di essere svolto, magari per 2 anni, per 3, per 5, ma non è detto che perché io voglio aprire un programma lo possa fare.
C'è bisogno di questo permesso, di questa certificazione che il programma può essere aperto. Adesso dico nell'insegnamento, ma la stessa cosa è nella sanità. Se non posso aprire un reparto se non ho dei requisiti che devono essere mantenuti. E ho utilizzato apposta la parola mantenuti, proprio perché parlavo di livello, è questo mantenimento del livello importante, ma allora vuol dire che devo misurare e vuol dire che devo fare dei criteri. Immaginiamo che la qualità sia un arancio nel quale ci sono tanti criteri che devono essere definiti e che devono essere definiti in base a quelle che sono le risorse che ho. Ed è qui la cosa importante, la valutazione di quanto io ho, perché ripeto, devo decidere di utilizzare bene le risorse, di lavorare in modo che queste risorse siano utilizzate al meglio, e per me quella è la buona qualità. Questo è molto importante come concetto. Monitorizzo e poi mi farò altri obiettivi sempre in base a quelle che sono le risorse, e non solo risorse economiche, risorse strumentali, risorse di persone. Per cui è un concetto importante sul quale veramente c'è bisogno di riflettere in questo senso. Dicevo, un primo livello nel quale devono essere chiare le direttive, per cui mi aspetto di entrare in una istituzione e avere chiare quelle che sono la filosofia e la missione di questo, i lavoratori, quello che devono fare. Dopodiché posso iniziare a parlare di procedure e standardizzare quelle che sono le procedure, i protocolli, fino ad arrivare a standard. Ma di nuovo, non vorrei far passare il concetto che dobbiamo essere così categorizzati da essere dei cassetti, perché in tutto questo poi c'entra naturalmente anche l'aspetto umano. L'accreditamento, questo volontario, personalmente credo che sia la chiave di volta del nostro futuro, e sono proprio dei gruppi di persone, è l'organizzazione che chiede di essere accreditata, che chiede di essere valutata per quello che fa. È un onore essere accreditati, perché sono io professionista, insieme diciamo di professionisti, che vogliamo far vedere quanto lavoriamo bene e chiediamo di essere valutati. Immaginate un corso universitario che chiede di avere l'accreditamento, e allora ci saranno delle persone che vengono e che valutano quello che si sta facendo, valuteranno gli spazi, valuteranno i percorsi, valuteranno i programmi, valuteranno i docenti, valuteranno quanti studenti per aula. Prima qualcuno parlava delle carceri, anche lì si può fare un programma di valutazione della qualità all'interno delle carceri, che vuol dire che... ma la cosa importante è che sono sistemi nei quali c'è condivisione, nei quali si scrive, nei quali si monitorizza, si valuta e si cerca di migliorare. Qui adesso avevo portato un esempio per quanto riguarda la carta dei servizi, ma non credo di entrare in questo. Mi sembrava importante invece parlare di quelli che sono i percorsi, definizione di standard, per cui definizione del livello, e tenete presente che una struttura per essere accreditata deve avere alcuni requisiti. Per esempio, uno dei requisiti per quanto riguarda un'istituzione sanitaria è che abbia descritto quelli che sono i valori, quelle che sono tutte le procedure che vengono fatte all'interno dell'istituzione, perché deve essere chiaro. Mi è successo tempo fa, dove ero in Inghilterra, e vedevo che in un pronto soccorso erano esposti al pubblico quelli che erano gli standard raggiungibili
che dovevano essere noti alla popolazione. Però capite che c'è tutto un lavoro dietro da fare per arrivare a questo. Monitorare le prestazioni, cioè quando si parla di evidenza scientifica vuol dire fare ricerca, vuol dire rendersi conto di quello che si sta facendo. Cioè quanti incidenti stradali ci sono stati nella città di Nuoro perché c'è un semaforo che non funziona o che è messo in un posto sbagliato, adesso dico così tanto per dire, ma voglio dire, dobbiamo lavorare su cose concrete, non sono cose che piovono dall'alto. Ed ecco perché è importante proprio che sia un gruppo di professionisti, è importante avere la competenza per poterlo fare. E nell'accreditamento volontario, per esempio, ci sono le società scientifiche, ci sono i professionisti esperti nella materia che costruiscono questi standard. E questo vale anche nel sistema amministrativo, nel sistema della gestione, proprio per valorizzare le risorse che abbiamo. Per fare questo, che cos'è necessario? È necessario lavorare in gruppo e forse questo dobbiamo imparare a farlo, perché non siamo abituati. È qualità anche riuscire a condividere. Siamo in una corsa continua di primeggiare, ma senza condivisione, senza valutare e analizzare quelli che sono i processi comuni che stanno avvenendo. È importante imparare ad essere analitici, imparare a guardare che cosa succede all'interno delle istituzioni, ma è importante avere un metodo. E il metodo molto spesso è necessario impararlo. Cioè la qualità non è una cosa che si improvvisa. La certificazione non viene improvvisata, l'accreditamento non si può improvvisare, è necessario essere educati a fare questo. Il portare in una realtà un programma di valutazione della qualità è necessario avere un gruppo di persone che si occupa di questo. Infatti non a caso in molte istituzioni ci sono i gruppi per la valutazione della qualità, che non sempre naturalmente funzionano, però deve essere un dovere dell'istituzione fare in modo che questi funzionino. Ci sono diversi strumenti anche che è necessario costruire, proprio perché siamo ancora ad un livello abbastanza iniziale. Cioè, se devo costruire le procedure di come si fa una certa cosa, ho bisogno di costituire un gruppo di lavoro per definire quelle che sono le procedure, per definire come devo lavorare in quella istituzione, per definire per esempio se al telefono, come prima portava l'esempio, devo rispondere dopo 3 squilli o dopo 5 squilli, se devo rispondere buongiorno o se devo rispondere in un altro modo. Cioè, ma sono cose dove i professionisti devono decidere, perché siamo noi che facciamo la qualità. E questo mi sembra molto importante, perché parte soprattutto da quelle che sono le responsabilità che noi abbiamo all'interno delle istituzioni. Per cui, in un certo senso, siamo noi che dobbiamo, non perché abbiamo delle leggi che ce lo fanno fare, ma perché è un nostro modo di lavorare. Per cui mi immagino che all'interno delle diverse istituzioni ci siano dei gruppi di lavoro proprio per portare avanti dei progetti di valutazione della qualità, in modo che quando ci sarà l'accreditamento in atto nelle diverse istituzioni si possa essere accreditati.
Per cui, così, per cercare di tirare un po' le fila, vedo la qualità come mettere le persone giuste al posto giusto. E questa è una cosa difficile, perché probabilmente c'è bisogno di rivedere i percorsi e i processi che in questo momento si stanno facendo. Responsabilizzare le persone giuste. Molto spesso siamo in situazioni dove c'è una cattiva qualità perché non c'è attenzione, perché magari c'è la persona al posto sbagliato. Una necessità poi di avere strumenti, e gli strumenti si possono costruire. Ripeto, per costruire degli strumenti però è necessaria competenza. L'impegno della direzione, ma anche dei livelli intermedi. La qualità è più facile da ottenere naturalmente se parte dall'alto, ma siccome è un percorso continuo può partire anche dal basso. Possono essere i singoli professionisti che decidono di fare dei percorsi di valutazione della qualità, che fanno dei cicli di valutazione della qualità all'interno delle loro istituzioni. Insomma, una maggiore attenzione a quella che è la cultura dell'organizzazione stessa. La qualità non può essere garantita se non sono presidiati tutti i fattori che compongono un sistema organizzativo, da quelli strumentali, la logistica per esempio, ma si può avere buona qualità anche in strutture che magari possono sembrare fatiscenti. Vuol dire che in quella struttura che è fatiscente io farò il mio meglio per lavorare bene con quello che ho a disposizione. Però lo devo descrivere, lo devo monitorare. Può darsi che magari tra 3 anni, quando avrò più soldi, altre possibilità, potrò migliorare, ma nel frattempo monitorizzo quello che sto facendo. Le attrezzature, le responsabilità, le procedure e quelle relazionali, che sono le informazioni, le modalità di coinvolgimento e anche il clima motivazionale. La motivazione è importante all'interno delle nostre strutture, non diventare troppo burocratici. Uno dei pericoli anche dell'importazione, dell'accreditamento, della certificazione è quello di burocratizzare troppo. Proprio poco tempo fa sono stata inserita in una commissione presso il Ministero della Sanità per fare una certa cosa. Quello che si stava cercando di fare doveva avere un risultato sul cittadino, ma è stato così difficile arrivare proprio in questa piccola commissione a dire il nostro obiettivo è il risultato sul cittadino. Perché? Perché si guardava la burocrazia, perché si definiva l'istituzione, e questo è un pericolo. Noi siamo molto burocratici e dobbiamo invece ricordarci sempre qual è l'obiettivo, che l'obiettivo è quello del risultato del servizio che vogliamo dare. E le aziende che hanno avuto più successo sono quelle che sono state capaci di integrare gli approcci e le metodologie ed hanno costituito un sistema che presidia gli aspetti normativi e procedurali assieme a quelli di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane. Io credo che
con questo proprio vi voglio lasciare, con la valorizzazione delle risorse umane, perché siamo noi uomini all'interno delle nostre istituzioni che facciamo funzionare le istituzioni. E non c'è nessun sistema che possa fare un uomo buono, ma ci sono tanti cattivi sistemi che possono frustrare molto gli uomini. Per cui vorrei proprio far riflettere su questo, che al di là delle ISO 2000, 9000, che al di là della certificazione, che al di là dell'accreditamento, siamo noi persone che lavoriamo all'interno delle istituzioni e che definiamo quello che è buona qualità. Vi ringrazio.